Non pietre ma totem d'inciampo, i tre che il coordinamento LGBTE di Treviso ha chiesto e ottenuto dall'amministrazione comunale di posizionare in città per sottolineare, in occasione della giornata della memoria, la deportazione nei lager nazisti degli omosessuali. Dal 26 gennaio e per un mese, nelle aree pedonali di Piazza Indipendenza, Piazza Pola e Corte San Parisio, dei pannelli triangolari, come il triangolo rosa cucito sulle divise dei prigionieri, riporteranno storie e testimonianze di quella persecuzione. Non è la prima iniziativa che il coordinamento promuove a Treviso. L'amministrazione comunale, dal canto suo, l'ha accolta di buon grado. Perché non riportare delle testimonianze che sono testimonianze storiche? Ovviamente c'è un taglio, una lettura, ma come siamo abituati a vedere delle letture al femminile piuttosto che delle letture d'altro tipo, anche questo è un pezzo di storia che riteniamo i cittadini debbano conoscere. In maggioranza tutti concordi, i tempi delle manifestazioni di protesta sotto Kasugana sono lontani, piena collaborazione sul fronte della lotta alla discriminazione di genere, tanto più quando si rimanda alle atrocità dei campi di sterminio. Chi avrà voglia si fermerà nelle piazze e leggerà la storia riportata nella giornata della memoria. Quindi nulla di strano, reputo che sia insomma, un gesto assolutamente di diffusione della cultura e di attenzione in una giornata che deve farci riflettere.